Io sono Paolo Villonca, sono nascido in Sardegna, in Osile Mannu. Questa è una delle vidas più belle del mondo e in Sardegna spero di morire pure. E ho fatto due arti in vita mia fino a Saigomo. Primo sono professore di belle lettere in italiano in un liceo scientifico, italiano e latino. Poi sono il dirigente dell'Unione Sarda, mi hanno convinto a lasciare la scuola per fare giornalista, l'ho fatto, un piacere, ancora sono attendendo giornalista come esterno in Nuova Sardegna, tengo una rivista che si chiama L'Accanas. Ho scritto parecchie cose che mi sono interessato più che altro dei poeti improvvisatori, però ho inteso dovere di scrivere qualche cantone, pure non poesia, cantone, per Piero Marras, per Franco Madao, per Anna Maria Pugioni, per Maria Ioanna Cherchi, per i attori Salidos, per Fuedo e Gesto. E poi ho scritto un romanzo che si chiama Anton Andria, che è una storia capitata a Beru, ed è poi ciambato in qualche dretto in una idea sul centro della Sardegna, una idea della Barbagia. Sto scrivendo pure come sto scrivendo un'altra varia storia, in cui il protagonista è un anzoneddu di Murva che ha vivido però un'altra vita come femmina umana, un'anzonedda di Murva. Non riesco a mica da bighere questa storia, però la sto scrivendo e mi sono un vago dimenticando qualche dolore. Ho scambiato meta in certe cose che colpano a socio. In profondità ho scambiato poco, per buona sorte nostra. In profondità che sono narrare sul valore, sulla virtù del riferimento, che guiano la vita dei suoi uomini, se bada, qualche ribellia in più uso, in suo senso massimamente sospizzino, forse sono più scappato come funi fino a 20-30 anni scomo, però in profondità non penso che si possa giambare in un tretto di tempo su gas minore. No, non mi pare da me, mancare sinelza, no, che come sono saldo sono costretto a si cantare. Questa è una verità, potete essere che qualcuno si canta carabinieri pure o poliziotto, però sono un montone di pizzini che andano fuori da Sardegna per altre regioni. L'altra dia è andato le cifre dei studenti universitari, per narrare, no? Sono più di 1500 che si è andato a Canno. Questo è mai un problema per le università di Saldas e in più su bisogno che hanno per lavorare fuori. De Mattei si tengono un nipote, figlio di frate, che lavora in Londra ed è considerato un economista importante, l'ha intervistato da Pago fino al Giorgio Pisano in Unione Sarda, che non è che interviste a chi esisia. E commenta il nipote mio, che c'era Vladimir, ne conosco altri sparizio, che si fa che non onore, chi è in America, chi è in Germania, chi è in Inghilterra, chi è in altre terre, in Spagna, Portogallo. L'emigrazione sarda o è che valigie firmate, cartone non da più uso e manco cordiolos. Beh, una società che si spera non esiste, se si spera si gattano, però a me mi pare che mancare palfa a chi è tutto nieddu, sarebbe lì che siamo ubbidienti, abbiamo cominciato con l'Egitto, la Tunisia, la Siria, la Libia, non le fai l'Inghilterra, la Spagna, l'Italia con la femmina, la piatta, e sto rende a tenere in porta per il mio, e non è solo un disizio che tengo in coro,
ma è una realtà, sos principale de oggi, no? Uso che Gian Antonio Stella, Gunrizzi hanno chiamato in italiano la casta, sono cominciando a vivere tempi critici, fino a sono fattende, su chi ne fa, sul governo a Dolumanno di Roma, il messare, di sperare proprio sia sul numero dei suoi parlamentari sia sui inari, Leana, che denaro che cadono usidisi di giustizia, commente il Stato altre volte in storia. E se noi stiamo attenti, alguno de gustos, che vede de sacche lionzo come ti si era una volta. Deo sopra il gusto tenzo spera manna. Questa poesia pro buona sorte nostra, sigidi a fare compagnia a Sossaldo e mancare bidia pure non come furono tempus, chi si ninaian sul spizzino, satitaian sul morto, però questa poesia est pro narrare in sas cantones, est in su teatro, est in sas garas poeticas che ancora mancare isos cantatori mannos che siano molto tutto quasi. Ma l'altra gente che proprio non ha fatto la carriera del Solmazzores è schilchende della Sighire. In più mi pare che capita un altro tipo di poesia più sottile, però più di agguanto, che è la poesia di Samore a sa terra natia, che sono dimostrando in tutto canto, se noi spuru, devo in sua vita mia ho fatto il professore di italiano e latino, però battoldigano, si stato mi paga io per imparare sul dischente, italiano e sul latino. Poi ho cambiato lavoro, ho fatto il giornalista, lo sto seguendo a fare, ma da qualche anno a Justala intendo su dovere, pro sta terra in noi sonaschi di noi spero e morrere, di scrivere in lingua salda le cose al più impolto e quando mi chiamano a qualche luogo faccio sempre il saldo, non mi importa nulla. Qualche volta mi combina in qualche scuola che lo spizzino domandano ma questo non riesco a fare dare italiano, domanda a traissero e questo a me mi fa che d'orgoglio, non vergogna. Dunque creo che questa poesia pare una cosa di azzaldo questa, ma creo che questa poesia sia più presente di altri tempi, pensate a queste cantones che sono scritte in lingua salda e cantate con musica internazionale, a parte questo che cantano in saldo, che danno questa musica della tradizione nostra. E questa è una cosa bella, meta, che a me mi viene a sugoro di contentesa e mi fa che disperare, il figlio mio, il nepote del mio, che tengo chimbe quasi 6 oramai, e in questa lingua e in sul valore di riferimento che questa lingua fa che brottare da essa mattessi, sia pro issos e prodotti su spizzinnos, che sono una schende come, pro so schialo, non sono naschitos, su tempo sia da meda più del gozo del suo calmo vivido noi. Questa è una domanda di dolo e di anneu pro como che sicuramente la gente tiene delle necessità primalzas. Si narra che sul libero sia da una cosa di lusso, magari non sia da la verità di questa. Però quando quella situazione che fu una rendi sara di essere troppo diviso tra chi è meta, chi è troppo e chi è pago e chi è nuda, quando era un pago più di uguaglianza in società, creò che l'editoria salda pure sul tempo possono essere a zico più lucido di come sono comodi, sono muri. In questo puro devo sperare non da popelti.
La questione de su saldu in sas iscolas est una de sas quistiones più mannas e più difficultosas. Unu pagu ca parizzos mastros non ischin su saldu e dunque se unu una cosa non l'ischidi non la potete imparare a niunu. Di essere un miracolo chi sta intende de fare s'università de Tattari, noi non va niuno che ischi su saldu, però lo cherano imparare a sos atteros, hanno deve rinunziare a Malaozza. Secundariamente vada un'atteruna difficoltà di puru che ancora sul mastro del professore non solo non ischi su saldu, ma non sono convinto in tutto che a imparare una lingua di minoria sia da un arricchimento e non un impoverimento. Sa che a comprendere questo, questa situazione è da mezz'orare, però in su mentre si può fare fino a corso di formazione, però gustoso da gente che come tenere in nuoro de Ghelada, del sardo, e l'imparano come imparano in tutto e tutto sulla lingua del suo mondo.